La cosa che mi ha colpito di più è stato anche il fatto che il pubblico ha partecipato attivamente, i ragazzi stessi presenti hanno posto delle riflessioni e quindi quando poi i ragazzi rispondono in un certo modo sicuramente fa piacere. Ecco, tanti sforzi andati nella direzione dell'organizzazione di questo evento poi veramente risultano ben mirati, che raggiungono gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Continueremo in ogni caso con altre manifestazioni, ricordo la creazione dell'annuario per i 130 anni e soprattutto un torneo regionale e nazionale di offball, quindi un torneo di sport a cui hanno già aderito ben 32 scuole, quindi è un appuntamento che mi pregio di ricordare perché è un altro importantissimo momento per la vita della nostra scuola. È stato un desiderio rilasciare un ricordo, ma un ricordo che viene dal cuore. L'inno è nato in una delle notti invernali, una notte insonne, mi sono svegliata alle 2 e ho tirato giù il testo. Tutt'oggi quando l'ho sentito, nonostante abbia seguito io il coro nel percorso e anche l'orchestra, mi sono veramente emozionata. È un inno, diciamo, con le caratteristiche tipiche dell'inno, diciamo, popolare e le parole sono molto ben studiate. La professoressa Spadana è stata molto, diciamo, attenta a scegliere le parole adatte al Michele Amari di Giarre e di Lingua Grossa.